ritrovati ad una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia. In apertura un incidente mortale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi in via Roma. Qui un ex poliziotto di 62 anni in pensione ha perso la vita a seguito di un malore alla guida. La tragedia ha avuto luogo a Racalmuto in provincia di Agrigento. L'automobilista si trovava alla guida quando sarebbe stato colpito da un infarto che gli avrebbe fatto perdere il controllo della vettura schiantandosi contro un camion parcheggiato. Si riaccendono i riflettori sul brutale omicidio di Elena Del Pozzo, la bimba di quasi 5 anni uccisa dalla madre nello scorso giugno a Mascalucia in provincia di Catania. È stato chiesto il rinvio a giudizio per Martina Patti, la 24enne che ha confessato di aver ucciso la figlia. La giovane donna è accusata dei reati di omicidio premeditato aggravato, occultamento di cadavere e simulazione di reato. L'udienza è stata fissata per il prossimo 17 aprile. Si terrà davanti al GIP Stefano Montoneri. E rimaniamo a Catania. La Procura etnea ha emesso un avviso di conclusione dell'inchiesta su presunti favori concessi a una dipendente della società Interporti Siciliana in cui erano coinvolti 7 indagati. Tra loro si leggono i nomi dell'assessore regionale all'economia in qualità di ex assessore alle infrastrutture Marco Falcone, del suo ex assistente Giuseppe Livoli e dell'ex vicepresidente del governo siciliano Gaetano Armao. Gli indagati sono accusati di induzione indebita a dare o promettere utilità a seguito delle presunte pressioni esercitate dall'ex deputato regionale Nino D'Asero su Falcone, Armao e Livolti per favorire la dipendente Cristina Sangiorgi. È in chiusura l'assoluzione anche in appello del sindaco di Castellammare del Golfo Nicolò Rizzo. La sentenza è stata confermata oggi dalla Corte d'Appello di Palermo, la quale ha ratificato la decisione presa in primo grado a settembre del 2021. La sentenza di assoluzione con formula piena è stata emessa poiché il fatto non sussiste in merito all'operazione Cutrara condotta dalla Procura Antimafia di Palermo e dai Carabinieri a giugno del 2020. Questa era l'ultima notizia, il TG Flash ritorna con nuovi aggiornamenti alle ore 20. A più tardi. Benvenuti al Carnevale di Acireale. Dal 4 al 21 febbraio, coriandoli, luci, colori e tanto divertimento. Carri allegorici, gruppi, costumi, eventi, maschere e mascheroni. Uno spettacolo unico per un'esperienza ricca di allegria e di belle emozioni. Carnevali di Acireale, la festa più bella di Sicilia.